Siamo pronti, stiamo preparando la partita nel migliore dei modi e andremo a trovare una situazione un po' difficile. Come sappiamo hanno cambiato anche allenatore, quindi porterà sicuramente entusiasmo e sarà una finale. Andare a giocare a Livorno con questa pressione che hanno addosso loro, dobbiamo andare lì con molta intelligenza, gestire la partita e poi, come ho detto poco fa, riuscire a portare a casa i 3 punti, magari con le uniche occasioni che ci lasciano a noi. Ricordo volentieri Livorno, resterà sempre nel mio cuore perché è stata un'esperienza per me molto positiva perché appunto abbiamo vinto il campionato ed è stata molto importante per la mia crescita. Sassuolo sta alla grande, stiamo bene, stiamo preparando la partita al 110% e come ho detto poco fa sarà una finale per tutte e due le squadre. Siamo quasi tutti a completo tranne qualcuno, stiamo ritrovando un po' tutti e dobbiamo solamente dare il 110% di noi stessi e poi tirare le somme a fine anno. E noi siamo una squadra che ci chiudiamo bene dietro, facciamo una barriera dietro, quindi come si vede anche dalla classifica abbiamo preso pochissimi gol e poi cerchiamo di sfruttare le poche occasioni che ci vengono lasciate e con l'intento di portare a casa sempre la vittoria, cercare di sfruttarla al massimo. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi intanto, portare a casa più punti possibili. Sono rimaste 4 finali e poi degli altri dobbiamo pensare solo a noi stessi, poi si vedrà alla fine. Sono già 3 partite che faccio da diffidato, quindi spero di non prendere l'ammonizione e pensare alla partita e a vincere questa partita di sabato che è difficilissima. Poi se magari prenderò l'ammonizione e sarò squalificato per Torino, pazienza, questo è un gioco del calcio e porta pure queste cose.